Scomparso da 48 ore un uomo di Sestu, Diego Bazzella, visto per l'ultima volta sulla strada per San Gimigliano, con il telefono completamente spento. La famiglia è nel panico e teme il peggio. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Rimani con me, tra poco scopriremo perché i dettagli di questa scomparsa sono inquietanti. Iscriviti e metti like a questo video. Diego Barzella, secondo alcune fonti 45, secondo altre 50 anni. Alto 1,85 m, occhi verdi. È residente proprio a Sestu. È uscito a bordo della sua Ford Fiesta grigia, indossando, secondo fonti diverse, una canadese grigia oppure una tuta grigia. L'ultimo avvistamento confermato è sulla strada che porta a San Gimigliano, ieri mattina. Ma perché non si riesce più a rintracciarlo, nemmeno grazie al telefono? Perché il cellulare risulta spento da ore, rendendo inutili i tentativi della famiglia. Intanto, a Sestu, l'appello dei parenti sta rimbalzando ovunque. Aiutateci a ritrovarlo. Ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza. I carabinieri sono stati allertati e hanno avviato le ricerche nella zona di San Gimigliano, anche se, secondo una fonte, la denuncia formale non sarebbe ancora stata depositata. Le operazioni andranno avanti senza sosta, coordinate e serrate, mentre cresce la preoccupazione tra gli abitanti di Sestu e dei comuni vicini. Se vivi a Sestu o passi spesso a San Gimigliano, fai attenzione a ogni dettaglio. Una Ford Fiesta grigia, un uomo alto 1,85 m. Qualsiasi informazione può aiutare. Continua a seguirmi per restare aggiornato su tutti i casi di cronaca e scomparse in Sardegna. Condividi questo video e iscriviti. Grazie di cuore per aver seguito questo aggiornamento su Diego Bazzella. La tua attenzione e condivisione possono davvero fare la differenza in momenti così delicati. Ti mando un saluto e un abbraccio, stammi bene e alla prossima.